L'81esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia celebra un mito del cinema, l'intramontabile Massimo Troisi, a 30 anni esatti dalla proiezione del film proprio a Venezia, capolavoro Il Postino. L'appuntamento, organizzato e fortemente voluto da Maria Grazia Cucinotta, è stato coorganizzato da Hollywood Communication nel Parco del The Ben, alla presenza, tra gli altri, anche del governatore della Campania De Luca. Siamo arrivati qui 30 anni fa ad aprire il Festival di Venezia con il Postino. Massimo già non c'era più ed eravamo tutti molto emozionati perché nessuno aveva visto il film ed è stato un colpo al cuore. La magia del film che ti fa ritornare in vita e allo stesso tempo non ti fa mai andare via, e così è stato per Massimo. Sono 30 anni che sta con noi in giro per il mondo a regalare emozioni. Arrivi e sei già su un red carpet che è fatto di acqua, che è fatto ti senti importante anche quando non sei nessuno, perché già il fatto di salire sulla motoscafo e poter attraversare questi decori, quest'arte meravigliosa, già entri in un mondo magico, già ti senti una regina. Non devi mai diventare l'imitazione di qualcun altro. Ci sono tantissime ragazze giovani, talentuose, che stanno avendo successo. Una di queste è la Romana Vergano, che comunque sta qui a Venezia, e ho avuto modo di lavorare con lei ed è un talento. Un saluto a tutti gli spettatori di Antenna 3 Media Nord-Est da Maria Grazia Cucinotta.